Cari amiche e amici del podismo e dell'atletica, ben ritrovati. La seconda tappa della 30ª edizione della Coppa Friuli Podistica della FIDAL, quarto Memorial Romano Berlasso, che si è tenuta al Polisportivo di Terenzano, organizzata dalla locale società sportiva Olimpia e patrocinata dal Comune, ha portato una ventata di novità, vista la contemporanea assenza di alcuni big che avevano corso la prima di Bertiolo. Ma gli assenti non fanno testo e così hanno vinto con merito Luca Candido dell'Atletica Nord-Est di Nimis e Federica Qualizza del gruppo sportivo Natisone di Cividale. Per quest'ultima, una delle tante frecce nell'arco del team delle Valli, si è trattato della prima volta in assoluto in Coppa Friuli ed è già questo un valido motivo per passare bene l'imminente Pasqua. Poi si vedrà. Si è corso nel ricordo di Romano Berlasso e Rita Barbetti, figure simbolo sotto aspetti e compiti diversi, di una polisportiva sulla Breccia da 30 anni con un numero di affiliati notevolissimo. Sono stati 557 i classificati, dei quali 113 rappresentanti del gentil sesso, le quali hanno ricevuto in omaggio un graditissimo mazzo di fiori. Luca Candido, già secondo a Bertiolo, si è tolto dalle scarpe solo nelle battute finali l'insidia rappresentata da Gilberto Tiussi dell'Atletica Buia, che ha viaggiato con lui per gran parte dei 9 km e 200 metri previsti dal programma. Il suo tempo di 29 minuti e 48 secondi è stato migliore di 14 secondi di quello di Tiussi. Terzo si è classificato il compagno del vincitore, Stefano Peressutti, che ha accusato un ritardo di 33 secondi. Al quarto posto troviamo Daniele Cencini del Piani di Vas, seguito da Francesco Tamigi, Atletica Buia, Stefano Chiabai, Dolce Nord-Est, Alessandro Cattarinussi, Piani di Vas, Daniele Sottile e William Otzinger, Atletica San Martino Cooperativa Casarsa, e Guido Costa Peraria del gruppo sportivo Natisone. Federica Qualizza, che sta vivendo un momento di forma eccellente, ha corso in 36 minuti e 58 secondi e ha distanziato di 15 secondi Lucia Olivieri dei Marciatori Gorizia e di 22 Donatella Bolzicco della Libertas di Udine. Quarta posizione come a Bertiolo per Cristina Giusto del CUS Udine, seguita nell'ordine da Monica Zenarolla dell'Atletica Buia, Francisca Kasparova del Dolce Nord-Est, Paola Cannella dell'Atletica Buia, Elisabetta Randazzo dell'Azzano Runners, Alessandra Sopracase dell'Atletica Alto Friuli e Sandra Candelotto della Maratonina Udinese. Crescono man mano che la stagione va avanti e il clima si fa più mite le prestazioni degli atleti carnici che stanno uscendo dal lungo letargo invernale per preparare bene quella che è la loro specialità, la corsa in montagna. Daniele Cencini, quarto, e René Cattarinussi, settimo, entrambi portacolori del Piani di Vas Rigolato, stanno migliorando di gara in gara. Passiamo ora ad analizzare le categorie per fasce d'età, dove si sono affermati Stefano Peressutti e Cristina Giusto nella Amatori, davanti rispettivamente a Fabio Lucchese e Alexandra Ignat. Luca Candido e Monica Zenarolla nella M35 hanno superato Francesco Tamigi e Francisca Kasparova. Gilberto Tiussi e Federica Qualizza nell'M40 si sono lasciati dietro Daniele Cencini e Lucia Olivieri. Stefano Chiabai e Donatella Bolzicco nella M45 davanti a Guido Costa Peraria e Giovanna Mulloni. Marco Molaro e Lidia Fantuz nella M50 hanno messo alle loro spalle Claudio Durì e Adriana Michelizza. Maurizio Zamaro e Clemes Grazioso nella M55 hanno regolato Tullio Specchia ed Eliana Tomasetic. Gianni Vello nella M60 ha vinto su Oddo Salvadego ed Emiliana Rizzotti ha avuto la meglio su Paola Pivetta. Aldo Plazzotta nella M65 ha superato Mario Buccovac e Claudio De Pretto. Yolanda Corelli e Maria Elena Bracale sono state le prime nella M65 e 70 e Nereo Pocecco e Martino Cuder si sono posti in cima alla M70 e 80. La squadra dell'Olimpia Terenzano, schierata massicciamente da Alessandro Berlasso con la nuova divisa di gara, ha saputo anche portare a compimento l'onere organizzativo con perfetta competenza e professionalità. In questo versante sicuramente agevolata dall'esemplare lavoro dei suoi collaboratori. Lo strapotere numerico dei padroni di casa si è manifestato nella classifica di società, dove tra l'altro sono imbattuti dal 1992 tra i maschi e dal 2007 tra le donne. La graduatoria di giornata li ha visti infatti al primo posto sia tra i maschi che tra le donne, seguiti dall'Atletica Buia in entrambi i settori. A completare il podio sono state la Libertas Udine nel segmento maschile e il gruppo sportivo Natisone in quello femminile.
Il triangolo dominante formato dalle compagini di Terenzano, Buia e Udine si è trasformato oggi in un quadrilatero, visto che il gruppo sportivo Natisone è una formazione che non si accontenta certo di fare la comparsa. In bella crescita, numerica e qualitativa, anche la squadra della maratonina udinese. Le portacolori del team affidato a Marcello Giaquinto hanno guadagnato la quarta posizione tra le società femminili grazie a una brillante prestazione corale dove le punte di diamante sono state Sandra Candelotto nella classifica generale, Caterina Pattitoni, Adriana Michelizza e Maria Elena Bracale nella loro categoria di appartenenza. Dopo il quinto posto di Dublino, gli europei di cross, la junior del Custrieste Federica Bevilacqua ha raccolto un prestigioso 21esimo posto in Polonia ai 38esimi campionati del mondo di corsa campestre. Terza delle europee dietro una russa e una britannica e il miglior risultato di sempre di un under 20 italiana alla rassegna iridata. Prima di concludere, lasciandovi all'intervista ai vincitori e alle immagini finali della corsa, vi ricordo che sabato a Brazzano di Cormons si disputerà la panoramica delle vallate di 10 km. Partenza alle 15:30, mentre lunedì, giorno di Pasquetta, a Tramonti di Sotto si svolgerà il quarto giro podistico di 8 km e 700 metri, valido come seconda prova della Coppa Pordenone, secondo Gran Premio Gioielleria Basso. Organizzazione dell'Atletica San Martino, cooperativa di Casarsa, e partenza alle ore 10. Sempre lunedì a Santa Maria la Longa, nell'ambito della 288esima Sagra dall'Unis di Pasche, e in calendario la staffetta 3 per 3.500 metri, partenza dei primi frazionisti alle 10:30 e organizzazione a cura dello Ialmico Corse con la collaborazione della Proloco. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. A tutti voi che correte, saltate e lanciate, grazie per la cortese attenzione, con l'augurio di una serena Pasqua assieme a quello di buon proseguimento di serata. Eccoci qua, cari amici di Start, appena conclusa la seconda tappa della Coppa Friuli qui a Terenzano e per la prima volta abbiamo i due vincitori, perché di solito vanno sempre in giro a raffreddarsi. I due vincitori sono Luca Candido e Federica Qualizza. Una prima impressione su questo tuo primo successo di Coppa? Lo devo all'assenza delle solite vincitrici, questo è da dire. Soddisfazione grande. Come hanno detto le mie colleghe di gruppo, del mio presidente e di tutti i compagni di squadra. Soddisfazione contenuta, mi pare che ti stai abituando bene. No, abituando no, non credo proprio. Ripeto, mancano forse le solite vincitrici e quindi mi sono presa questo spazio per questa volta, dai. Intanto te lo meriti. Luca, prima vittoria in Coppa di quest'anno, ma avevi già vinto altre volte? Ho vinto l'anno scorso a Feletto e basta. E Mazzai mi dice sempre che sono l'eterno piazzato. Questa volta hai voluto dargli una lezione. Un grazie all'allenatore e a tutta la squadra che da un anno ci diamo dentro veramente. La squadra qual è? È la Dolce Nord-Est. Sì, è un bel risultato, anche di squadra, perché il terzo posto di Stefano, compagno di squadra, sta facendo grandi miglioramenti tutto l'anno anche lui. E il G il secondo, che non lo vedo nei paraggi, che sì, in classe. Avete una grande squadra e state impressionando veramente bene. Federica, la tua presidente, dice che è molto soddisfatta delle vostre prestazioni e mi pare come gruppo state dando delle soddisfazioni alle valli. Certo, sì, stiamo crescendo, siamo sempre più numerosi, siamo affiatati e credo sia la cosa più bella, c'è il piacere di venire a correre sia nell'allenamento sia nelle gare. I prossimi impegni tuoi? Ma a parte Coppa Friuli stiamo organizzando, vediamo se ce la facciamo andare a fare la mezza a Salisburgo, un gruppo di noi, e poi io personalmente andrò a fare la Cortina d'Obbiaco, il terzo anno che l'affronto, è una gara molto bella. In bocca al lupo. Grazie. Prossimi impegni? Ma la prossima gara vorremmo fare la maratonina di Stra a Venezia l'11 aprile, vediamo come va, dato che sto bene. E poi montagna naturalmente, no? Poi sì, qualche percorso misto, così collinare, montagnoso, per divertirsi un po'. Tanto per gradire. Amici di Start, i due vincitori, li salutiamo anche voi, un saluto a Start e a tutti gli amici che ci seguono. Grazie, arrivederci alla prossima.